desidero ringraziare Veneto Agricoltura per questo trittico, per questo momento di confronto importante sulla situazione vitivinicola della regione. Ovviamente ringrazio anche i miei uffici, so che ha appena chiuso Barbara Lazzaro, mi collego anche a quanto sicuramente lei avrà detto sull'importanza anche legata alla gestione dei trattamenti, perché ci sono delle regole molto importanti da seguire, e quindi su questo c'è l'attenzione anche da parte mia a tutto questo mondo, di fare attenzione, perché purtroppo le fitopatie sul territorio sono tante, e quindi le attenzioni sono tante. E poi anche l'uso dei prodotti, le distanze, tutte le cose che sicuramente Barbara Lazzaro vi avrà già detto. Una stagione che insomma sembra, dal punto di vista diciamo vegetativo, anche abbastanza vigorosa, quindi insomma ci aspettiamo. Adesso non so i tecnici cosa hanno detto prima, ma insomma da quanto mi par di vedere, al netto di grandi situazioni meteorologiche disastrose, non dovrebbe essere un'annata diciamo negativa per quanto riguarda la produzione. Ecco, io faccio particolare attenzione a alcune tematiche che sicuramente voi le avete già affrontate dal punto di vista tecnico, ma la mia è una raccomandazione soprattutto di carattere politico. Sapete che appunto col cambiamento il tema delle fitopatie sul territorio è difficile. Mi collego al tema soprattutto della flavescenza dorata, che sicuramente è migliorata, ma non è un pericolo totalmente scampato. Ecco, su questo non vorrei che si mollasse la presa, perché l'informazione sul territorio è importante. I viticoltori da questo punto di vista hanno dato una buona risposta, anche grazie a voi, insomma ai tecnici presenti che li hanno assistiti, però non bisogna mollare assolutamente la presa. Quindi bisogna seguire il bollettino regionale, fare gli interventi minimi previsti, e laddove c'è la necessità, pensare anche a fare qualche trattamento in più del minimo previsto dalla regione. Ovviamente sempre diciamo in accordo col sistema fitosanitario regionale, che insomma da questo punto di vista penso che stia facendo un buon lavoro. Chiudo col fatto che la stagione ha evidenziato anche delle difficoltà nella gestione, diciamo, del cosiddetto metodo biologico. Questo, se da un lato è ritenuto fondamentale, diciamo, anche per il tema della sostenibilità, che io ricordo però non essere solo ambientale ma anche economica e sociale, dobbiamo anche dire a chi fa biologico di farlo seriamente, perché purtroppo c'è anche qualcuno che pensa di aderire a questo sistema semplicemente per avere un bollino da vendere sul mercato, dato che sicuramente il mercato nazionale e internazionale punta molto su il tema biologico, però voglio dire, non può essere un'azione pura di marketing. Se la si fa, la si deve fare bene, perché altrimenti si rischia di compromettere il resto del sistema, sia biologico che convenzionale. Ecco, quindi io su questo insomma vorrei sensibilizzare i più. Attenzione che il mio non è un discorso che non passi un concetto errato, non è un discorso contro il biologico, dico che chi lo fa lo deve fare fatto bene, perché se lo fa soltanto per avere qualche carta o qualche bollino, il rischio è che poi, no, si creino dei problemi nel territorio. Ecco, quindi questa è una raccomandazione. L'attività di formazione deve continuare in maniera importante e forte. Io ringrazio anche i miei uffici, perché sul territorio sia Barbara ma anche Lucio Dalla Bianca e altri, insomma, abbiamo fatto delle riunioni territoriali. Ho visto che c'è voglia, importanza, desiderio di capire bene alcune cose che a volte noi diamo per scontato e invece il viticoltore non dà per scontato. Quindi l'informazione credo sia fondamentale. Ecco, chiudo veramente dicendovi che, ma penso l'abbiate forse anche già detto tecnicamente, che c'è la domanda di aiuto prorogata sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti al 12 luglio, quindi insomma questa era una comunicazione di servizio che probabilmente avevate già dato,
Basta, io mi chiudo qua per non far brodi lunghi, vi ringrazio per il grande lavoro che avete fatto sul territorio e che continuate a fare e alla prossima.